Il rugby portogharo cresce e questo nonostante i 1000 problemi del momento legati alla pandemia. Già presentato il secondo campo che viene a completare l'impianto di via Forlanini, il club biancoverde guarda al futuro, alla ripresa dell'attività agonistica con una certa fiducia. Questo grazie anche alla vicinanza di alcune importanti aziende del territorio. È il caso dell'azienda agricola Vitis Vinifera di Valentina Lorenzon, madre di Riccardo, l'ultimo erede della dinastia dei Piazza, famiglia da sempre vicina al mondo del rugby che ha visto alcuni suoi rappresentanti partire da Portogruaro per conquistare la Serie A e la nazionale con la maglia del San Donà. Al rugby portogruaro serviva un tagliaerba per la manutenzione dei campi che è stato donato dall'azienda di Annone Veneto. È sicuramente una grande emozione vedere la sensibilità di questa azienda vitivinifera rappresentata dalla dottoressa Valentina Lorenzon che oltre a portarci qui il proprio figlio, l'ultimo degli eredi, almeno in questo momento, della dinastia dei Piazza, a calcare l'erba verde del Prato di Portogruaro, ci ha fatto questa donazione. È un momento particolare perché al di là del grande valore che ha per noi il trattorino tagliaerba, perché adesso avendo due campi abbiamo sicuramente bisogno di tutto ciò, ma il valore va anche oltre proprio all'aspetto prettamente economico, perché vuol dire che c'è qualcuno che crede che quello che Rugby Portogruaro sta facendo ha un grande valore. Avere la vicinanza di aziende a quello che facciamo per noi è comunque estremamente importante. Io mi permetto la Valentina ci ha regalato un tagliaerba, io gli regalo il guidoncino di Rugby Portogruaro. Ricordo che Rugby Portogruaro è nata nel 1962, quindi abbiamo tanti anni di vita, tanti anni di storia. Inviterei un po' più persone come Valentina ad essere presente nei confronti di Rugby Portogruaro. Io sono contenta di aver fatto questo dono che spero che possa essere l'inizio di tante altre donazioni, magari anche da parte di altre persone. Ho visto che nell'ultimo anno questa società è cresciuta molto, io ci credo, è per questo che ho voluto investire in questa società, è per questo che io porto qui volentieri mio figlio, pur essendo una appassionata di calcio a livello sportivo. Però ho conosciuto appunto il rugby tramite mio marito e i suoi fratelli che hanno giocato anche in nazionale e mi sono resa conto appunto della differenza che c'è tra l'ambiente calcistico e quello rugbistico a livello proprio di valori, non che nel calcio non ce ne siano, però c'è un approccio completamente diverso secondo me. Basti pensare a quando un giocatore deve tirare un calcio nel rugby che il pubblico si zittisce, nessuno parla più perché c'è il rispetto del giocatore, mentre nel calcio quando uno deve tirare un rigore viene fischiato dall'altra squadra in modo da indurlo a sbagliare. E quindi il rispetto secondo me è fondamentale per i ragazzini, che venga insegnato loro e spero tanto che da qui possano uscire dei campioni che possano andare anche in nazionale, perché no? Quindi auguri al Rugby Portogruaro.